apri. Che bello. Cioè, a parte le chiappette clamorose, che bello anche la montagna con la neve. Le luci, Babbo Natale, i sassi. Le luci, Babbo Natale. No, quello non c'è. Ah. Scusate, Sì. una forchetta. Ho detto, Un attimo di attenzione in sala. ho detto che hai ragione. Esatto, cioè vorrei tutti i testimoni. Brindiamo. Prendiamo. Come with me to the mountain, swim beneath. Guarda il Porsche con l'alettone, hai visto? Sì, sarà la gara. With moonlight, cast a shadow. Vedi, purtroppo col discorso coronavirus è chiusa sia la funivia, dove eravamo andati l'altra volta, che ovviamente come da prassi Singo ha perso i video, che il palaghiaccio. Quindi andremo tramite una navetta, non so ancora dove, non mi ricordo, e lo scoprirai dopo. Dai, andiamo lì, guarda che rampetta, poi fai anche il salto col bobola. Facciamo male. Nothing to cloud your mind. Come to the mountain high, baby high. Here there is no distraction, only love. Ma che figata l'auto d'epoca! E qua chi è? Il nonno. Che forte! Cos'è sta roba? Non so, guarda la capara! Buongiorno a tutti! È vero? No, ci stiamo! Ecco qua! Oblè! C'è la telecamera. Certo, far manovra meglio come in campo. È un camper! E perché ci, Per sbarramento. e perché ci sono linee? Ah, perché ieri sera nel crostone di ghiaccio ho visto dei solchi, ma nessuno è andato a camminare, come fanno ad esserci questi solchi? Ha detto ci sarà un pesce, forse saranno stati secondo me i cigni che stavano rincorrendo, se potrebbe essere. Negli anni buoni, quando non c'è sopra la neve che non si vede, se no non si vede, persone vanno a camminare proprio alla camminata da nord a sud del lago e anche a pattinare. Però è vietato, allora si fa così. Quando non si vede. Sì. High, baby high. Here there is no distraction, only love inside. Quando i turchi hanno invaso un po' Via. l'Europa qua, eccetera, che sono arrivati alle porte di Venezia, di Vienna. Poi tornando a casa qualcuno ha detto ma chi me lo fa fare di tornare a casa che ho problemi con la giustizia? sono rimasti i turchi Sì, là. tante volte così sui ritorni fanno un po' stanchi anche pure, e ci sono le case coi tetti e coi camini alla turca proprio. Che E si forte. chiama Caracoi Cimai e Caracoi Agoi, che sono nomi un po'. Questo piccolo Paolo. Saluti Paolo. Ma io so Paolo, sì. Oggi non ho. No, non cascare. Sì. Attenzione cervi. Cos'è il Palmo Monte? Il Pelmo è la terza montagna delle Dolomiti come altezza. Mi sembra che Coli. Marmolana, Antelao, Pelmo e comunque Civetta, insomma i 4 o 3.000 passi. Quello là, vedi? Ah sì? Chiamato anche Caregon del Re Ah. o del Signore, perché sopra è un po' piatto, no? Sembra una serie. Sembra la cresta di un Ecco T-Rex. pronti a...
Ah, ho capito, allora non ti porto, anzi non ti porto solo qualcuno, quei bravi, mentre il Pirla che ha fatto il commento del cazzo che mi ha rovinato la giornata, quello no, non lo porto. Quindi porto solo quei che hanno fatto i bravi nello stesso posto dell'altra volta dove sono stati persi i video, solo che appunto a causa coronavirus non ci si arriva tramite la funivia, bensì tramite la navetta del comune. È una figata pazzesca qua. Nel frattempo ammiriamo i mezzi tipici, tipo la motoslitta, aperta perché sennò c'è fa freddo, il gatto delle nevi, magari c'è qualche pampino che segue e dice non sa cos'è il gatto delle nevi, non è un felino, no, è sta roba qua, una specie di carro armato, senza il carro armato, quello è Giacomo che si incappella come sempre e ha la pala per buttare la neve. Insomma, mi intrippa tanto sta roba, c'è questa roba qua così sì, potrei andare nella neve tranquillo. Il fufo che si rotola felice, guarda. Devi girare e andare dritto. Vedi? Quelle sono le ciaspole, sono quelle specie di robe a mettere sotto le scarpe e uno va a camminare così, vedi? Hai capito? Va a ciaspolare. Moroso dice all'amorosa ti do una ciaspolata. Partiamo da quella distanza estrema. Ma io la neve me l'aspettavo diversa. Come ti aspettavi diversa dalla neve? Come l'aspettavi? Morbida, da toccare. E devi andare. Vai, prova ad andare là a destra lì. Guarda. È dura? È compatta? Se no morbida non puoi neanche andare col slittino se è troppo morbida. E tieni la GoPro così che inquadra davanti. Adesso facciamo un po' di più, adesso che ho visto che non moriamo possiamo farla più alta. Cavolo, io mi sono portato guanti, sottoguanti, giubbotti e tutto, adesso sono col dolce vita perché si muore dal caldo e ancora devo iniziare a fare mona. Boh, ciao sfigati, vi ciuccio il slittino. You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence, and the dark's all that I see when your stars have burnt out. Per un singano di mare è anche troppo. Sono un singano che pende da una parte. Aiuto, via. Sì, perché ormai in Italia, no? Al contrario di certe parti in giro per il mondo, quando devi fare una cosa tipo cavalcare i cavalli, guidare motoslitte eccetera, te ga 40-50 minuti di teoria e 10 minuti di giro. No, adesso non so questi, magari stanno via 4 ore, cioè, sto dicendo in generale, la mentalità in generale, no? Di sti qua da Drio. Da 3 ore che gli spiega, cioè si può andare, cioè volevo filmare la partenza. Italia, vero che te volevi vedere la partenza e dici magari, non so, trovi la classica femmina, no? Tipo quando fanno le patenti alla moto a scuola guida, che parte a tavolette e parte impennate. Per quello ti dirai, le moto di scuola guida non vanno una cippa, mettono tipo un 600 di cilindrata a 10 cavalli. Per forza, oh, li hanno sguinzagliati. Penna, digli che impennino, digli. Penna, guarda che ha la proprone nel casco, vedi? E io ogni volta, perdono Italia, tra i miei 1000 strafanti avevo anche quello a testa e ovviamente non l'ho portato. Senti che aria pura. Tira su, snasa, tira. Sì, tira anche di bocca, senti. Tanto non ci sono batteri qua, vai. Tira. Dai, mo. Porca. Ho vinto. Maledetta prostituta. Ma sto facendo. Guarda gli uccelli là. Guardali tu gli uccelli. No, guardali. Guardateli che tu. si femmina ti piace, guarda gli uccelli. Guardateli tu gli uccelli. Cazzo, ti ho dato anche là. Maledette femmine. No, devo vedere i cannoni, ma che no, i cannoni quelli che fanno la neve, vedi? Guarda, che grandi. Hanno un motore vero e proprio, vedi? I pistoni. Chissà cosa
usavano in dare la benzina, eh sì, perché col freddo il gasolio si inzassa, il gas non ne parliamo, meno che non sia magari propano, no? Guarda proprio i cosi degli aerei praticamente, vedi? Che forte! Aspetta, guarda tutti i bottoni, guarda così ti attacchi, ma io no, perché sennò dopo gli dicono sempre parole a Singano Poretto, che non ne può niente della vita. Cioè una cosa ti dice start, inizia, lui lo fa, e dopo altri che non sono qui gli dicono parole, cioè vedi com'è stronza la vita a volte, eh? Curco! Es che Singano Poretto se ciccione sprofonda sempre in neve, è una roba incredibile. Vedi, queste sono le antenne del 5G, no? Queste col vaccino te le iniettano, c'è proprio sta antenna qua, te le iniettano dentro e dopo ti te le controllano da remoto. Cioè hanno proprio dei joystick, no? Hai capito? Tipo quelli del Mame, e ti controllano così. Che non è arrivata a Jesolo, si è fermato tutto il previsto. Lei si trova a fare il comodo. E prepara il Bob a casa, lui fuori in cartino, aspetta la neve, Ok, mi stanno cattando le vertigini. Dai, Bob. Aspetta, stavo imparando come fa la gente a non ammazzarsi. Praticamente fanno delle specie di zig zag, hai capito? Cioè venendo giù fanno un pezzo tutto verso destra, poi cadono verso sinistra, così si vengono giù più laterali, diciamo, no? Che è proprio dura da ciccioni fa ste robe. Adesso qua potrebbe venire fuori l'orso. Piena di droga. No, portati un po' di neve. Mi bagni i soldi. Ma è un souvenir tipico, più tipico che così a Le neve. carte di credito che non ho. Ah, ok. Ripida che c'ha, cazzo, ma che è tanto ripida. Cioè io non avrei mai coraggio di buttarmi giù con lo snowboard da là, è tanto ripido. Sto mangiando. Praticamente da bravi barboni, no? Siccome la cena è inclusa nell'albergo ma il pranzo no, a colazione ci siamo riempiti lo zaino di panini e robe varie. Una volta un vecchio titolare diceva sempre: non mi importa come fate a fare quella cosa, l'importante è che la fate, che raggiungete l'obiettivo. E anche stavolta Italia obiettivo raggiunto. Settle down in the place of dreams, float away in the scenery. Take a backpack of what you need. Let's explore the world we see. All the dangers have been made up. You believe what they say. Through the heartache, I would stargaze. No invasion today. Che dici? Perfetto il mio freezer. Davvero? Mangi un mandarino. Ok, basta, non metto in borsa che facciamo un pacciuto. Che bello il Non ho fame io. Te l'ho anche detto. Mangiati il mandarino, non è fame o merenda? Mettila così. Tipo le ocche da ingrasso, è uguale a quella Alessia, mettiamo tutti i ciccioni. Porco cane, non sono più abituato a essere ciccione. È vero, anche l'altra volta abbiamo fatto i barboni, cioè ci siamo presi da bere, in zaino avevamo la pizzetta e le banane. Che bello, che figata. Sono cose che pochi possono capire. Ex teenager! Ce la puoi fare? Ma cazzo, ma è più ripido qua? Vabbè dai. Ce la facciamo? Guidi tu? Ah, guidi tu e si siede davanti, insomma. Ah, ok. Vai. Aspetta, non so lasciare la cintura, come la tengo? C'è un bambino in mezzo, come vuoi tu? Vado? Tu guarda la strada. Non mi sei sopra i cosi. E tu mi... Ale! Sta cadendo! Odio! Porco cane, avevo una femmina di 50 kg sopra il freno, porco cane. Ma prima dove ce li avevo i piedi, scusa? Sempre là? Per aria, al vento. Mi fa male la vagina, infatti. Ecco Bello, perché. Ale, la vagina. Urco, stiamo registrando.
Vieni questo. Così. E l'altro? Ecco. Ok. Ah, già più Allora, comoda. nessun bambino in mezzo alle palle, via. Così, ok, no, ecco. Troppo? No. Ah! No, forse è troppo. No, ce la facciamo. No, ce la facciamo. Just have been made up. You believe what they say. Through the heartache, I was stargaze. No invasion today. We've come this far. Through wind and rain. L'aria condizionata. Bene ragazzo, ed ora, da come puoi ben leggere nel cartello, siamo arrivati al bosco innevato. Se sapevo portavo anche il CP perché è pieno di cani qua alleghe. E lo vedi dai merdoni, è pieno di merdoni ovunque. Figo, qua cos'è? Cos'è sta roba? C'è una pista anche questa, non lo so. Serve cinghie? Credo di aver scoperto una cosa molto utile. Una casetta qui nel bosco innevato. Deve essere però di qualcuno un po' egoista secondo me, perché mettere una bella casetta così davanti agli occhi di tutti e scrivere che proprietà privata, sai, boh, è un po' come una bella toppa che te la fanno usare di continuo, te la mette e te la sbatte in faccia e non te la dà, o che si sprofonda di cattiveria. Porca puttana, devo stare attento. Ma figo, c'è anche questa cosa. Guarda, perché adesso veramente da ciccione ho paura di andare in giro perché è sprofondo di 1 metro, hai visto che roba? Che figo, l'avevo via di una volta. Che figata! No, voglio vedere. Oh. Sembra grande perché sei in GoPro, in realtà è 1 metro massimo di diametro. C'è anche la seggiovia, ma vedendola così allora deduco probabilmente sì che qui la neve è alta. Io che sono basso e ciccione potrei sprofondare sotto come ridere, quindi cerco un'altra strada adesso. No, che bella anche la baitina là col cammino, voglio andare a vedere tutte ste robe così. È tutto proprietà privata Italia, che tristezza, cioè ragazzi, veramente l'avevamo già detto in un vecchio video, nonostante fosse stato predetto 200 passi anni fa dal buon Toro, non possiamo privatizzare tutto, o meglio non puoi privatizzare cose in riva a una spiaggia, in riva a un lago, in certi posti di montagna, hai capito? Cioè privatizzati dove ci sono le aree urbane, no? Qua in questi contesti, perché rubi roba agli altri. Mi entro in stesso, perché sta terra non è che l'hanno fatta loro, l'ha fatta madre natura qualche milione d'anni fa, ciao e porta a casa. Eccolo! Oh, baby,